Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati dopo una lunghissima pausa di un mese abbondante con la nostra puntata di Auto da Fè dedicata il giovedì alla conversazione con Max Del Papa, la piacevole e utile consuetudine che riprendiamo proprio oggi. Max, grazie intanto per essere con noi. Eccoci. E buona mattina. Intanto, Max, fammi il punto della situazione perché ci eravamo lasciati con il tuo tour nato dal tuo libro Schiavi in corso d'opera. Probabilmente riusciremo, incrociamo le dita, anche a partire con Milano prima che inizi la primavera ufficialmente, ma poi quando saremo in grado di dare indicazioni precise ovviamente le daremo. E per il momento come sei combinato con il tour tratto dal tuo libro, Schiavi, che tutti tra l'altro possono recuperare anche tramite il link che ho messo nel post che annuncia la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Prossima data? A Pordenone, a Magnago di Pordenone in realtà, 15 di febbraio, è una domenica tardo pomeriggio, a un centro aureo si chiama, e insomma questa cosa cresce tutte le volte, cambia, cerco di avvicinarmi sempre più a quello che ho in mente. Ho fatto una serata a Verona un paio di settimane fa, che è andata oltre quello che speravo. In che senso? Beh, perché intanto c'era tanta gente. Poi perché avendo inserito adesso tutte le musiche, avendo calibrato meglio, sono riuscito a esprimere qualcosa di abbastanza vicino a quello che avevo in mente e spero poi con Pordenone di andare ancora un po' oltre, di avvicinarmi ancora un po', perché sai, ogni volta cambia. Io già da Verona ho cambiato altri 5-6 tracce, altri 5-6 momenti scritti. Quindi Ogni volta un po' ricominciare da zero. Anche il testo sostanzialmente è in continua evoluzione, no? Tutto il testo. Non ho mai fatto due cose simili. Oltre che le musiche. Ogni volta devo ricominciare da capo. Le musiche poi si sono aggiunte man mano e sono state anche quelle un divenire. Poi sì, le musiche si sono aggiunte perché mancavano. Poi ogni volta lo strutturi meglio. Io adesso le musiche, per esempio, sono importanti. Ci sono due sezioni in particolare perché questa è una riflessione lunga sulla democrazia, sulla perdita di senso come cittadino, però ci sono due momenti per me fondamentali. Uno c'era già ed è quando io leggo tutti i messaggi di odio, di malanimo di quelli che sotto pandemia ci volevano rendere la vita un inferno, sterminare. Questo non ha a che vedere con il vaccino in particolare, ma con la prospettiva di resistere a quello che è stato un regime repressivo. E allora sai, tutti questi che dicevano devono morire, devono sciogliersi in poltiglia, bisogna schiacciarli, bisogna annientarli, bisogna distruggerli, bisogna perseguitarli. Questa è la prima sezione che io leggo, centrale, perché bisogna anche ricordare tutto l'odio di cui noi cittadini siamo stati gratificati dal potere politico, da quello scientifico, dall'informazione, tutti saldati insieme. Quei messaggi lì venivano da persone vere, non da fake, da bot. È tutto nomi e cognomi. Nomi e cognomi. Quindi quella roba lì era veramente partorita da persone. Si sono distinti i giornalisti in particolare. Quelli che dicevano ma sì, che morissero, speriamo che muoiano, speriamo che si ammalino, se non si sottomettono, se non si vaccinano, se non si chiudono in casa, chi gli rimpiange. Un delirio. Non mi va che questo, anche se sono passati 5 anni, 6 anni, 4 anni, venga dimenticato. La seconda sezione è più difficile perché, e anche qui è tutto vero, sono tutti i messaggi delle vittime, degli schiacciati, di quelli che non ci sono più in buona sostanza, in buona parte.
Questi sono tutti i messaggi che ho raccolto io, e li leggo, gli do la voce. Quindi anche lì la scelta delle musiche è stata fondamentale. Io queste 2 sezioni le leggo seduto in carrozzina. E posso assicurarti che quando io leggo in particolare la seconda, quella delle vittime, quella di quelli che non ce l'hanno fatta e non ci sono più, lì veramente la gente crolla. Crollo anch'io. E ho visto, c'erano anche medici, c'era il professor Bellavite, quello che doveva far parte della commissione di controllo per i rischi del vaccino e poi è stato fatto fuori sì, dal dal ministro ministro Schillaci. Schillaci. C'era anche lui, si è commosso anche lui, ce n'erano tanti. Succede questo, che io prima di scoprirmi malato ero andato in una televisione a BluBlu a leggere un passo di un libro dove già cominciavo ad affrontare la questione del regime pandemico. Questo passo letto ha fatto un numero di visualizzazioni allucinante, credo che abbia superato il 1.000.000 di visualizzazioni. Nessuno lo dice ovviamente, perché qua noi non facciamo parte del sistema Signorini o Corona o quello o quell'altro. Però ha fatto più di 1.000.000 di visualizzazioni e ancora gira. Allora io vorrei dire che quelli che ancora lo fanno girare venissero a questi spettacoli, perché io ho trasfuso quel passaggio dentro il monologo, che è diventato un'opera della quale io vado orgoglioso. Ecco, Max, quella è una riflessione intima, psicologica, etica, civile e anche politica, no? Mette insieme, E anche credo, politica. tutte È un queste. gesto politico quello lì, Sì, sì. è un Per gesto me sì. fondamentalmente politico, proprio perché nasce però da un'autenticità psicologica e anche etica e civile, no? Che cosa secondo te, dopo un tot di spettacoli che hai fatto, ti sarai anche reso conto di questo? Cosa entra nella gente, cosa colpisce il pubblico in particolare? Perché certo parte da un'autenticità questo spettacolo totale, perché te ti metti a nudo in una maniera, direi, esclusiva, totale, Mm. totalizzante anche per certi versi rispetto al pubblico, no? Sì. Con tutto quello che può essere rischioso questo atteggiamento, tra l'altro, questa modalità. Però questo è, tu ti metti in gioco più che mai, come Sono credo abituato così. più di qualsiasi Io lo attore concepisco così. normale, tra virgolette, no? Questa Ecco, che cosa arriva, cosa tocca, che corde tocca, cosa senti da parte del pubblico? partecipazione nella sofferenza. Cioè questo è un monologo lungo, sono 2 ore, quindi tanti aspetti vengono toccati. Poi la cronaca ne offre di continuo, perché insomma, ne succedono in tutti i giorni, quindi cerchi in qualche maniera di infilarli, perché questo è su vari registri, la riflessione, la prosa, la poesia, quindi ci sono tanti aspetti, insomma, quella che sparisce e poi dice voglio andare al Grande Fratello, la vanità della gente, questo progressivo disfarsi della democrazia, il ruolo dell'informazione, eh, un rogo in Svizzera per il quale non paga nessuno e addirittura si cerca di garantire, di santificare questi 2 pendagli da forca che lo hanno provocato, il ruolo anche sconsiderato di genitori che mandano i figli in certi tuguri senza sapere dove vanno. Questi sono tutti aspetti che io metto nel monologo. Naturalmente il momento, quello più che arriva di più, che mi rimbalza di più, è quello di queste prepotenze, di queste violazioni fuori dalla democrazia che abbiamo subito. Questa cosa che si è cercato in tutti i modi di far dimenticare o di normalizzare, che normale non è, io la ripesco e quindi qui vedo che la gente tira fuori tutta la sua disperazione, perché quello che si è passato non passa. Cioè i traumi sono ancora molto vivi e resteranno vivi.
perché quello è stato veramente un periodo di deportazione, una guerra scatenata che nessuno aveva dichiarato. C'era già la paura della malattia, di morire, la gente moriva, la gente cadeva. E in più ci hanno fatto delle cose che, cioè adesso a pensarci, sembra incredibile. Cioè pensare che non si poteva bere un caffè seduti, non si poteva uscire di casa. Quindi quando la gente si sente raccontare questo, figuriamoci poi la gente che non c'è più. E beh, io li vedo che piangono, piangono. E arriva questo soprattutto. Beh, questo poi tocca un altro aspetto. Questo è un grande rimosso della nostra storia recente, Sì, quello che tu affronti così sì, direttamente e senza schermi, senza protezioni. È un grandissimo rimosso, è un rimosso psichico, secondo me, ma è anche un rimosso politico. E qui torniamo all'origine. Questo spettacolo tu metti insieme tutti questi aspetti, ma su tutti questi aspetti c'è stata rimozione. Allora, la rimozione psichica forse si può anche comprendere perché esorcizzi un male, ma non è civile e non è eticamente e politicamente sostenibile la rimozione in questi settori, politico appunto e civile, o no? a me hanno detto lì, gente che poi c'è dentro e ci va, dice ti voglio portare in commissione Covid, però non ti ci vogliono. Perché? Perché tu sei pericoloso. L'idea che io possa essere pericoloso per una struttura di governo non è che fa ridere me, fa ridere i polli, è improponibile. Forse quello no, sono pericoloso, forse dà fastidio che io faccia questo, perché io riporti in tutta la sua crudezza dell'ingiustizia quello che c'è stato fatto. Io non vado lì a fare discorsi, il vaccino, sì, no, io ve l'avevamo detto, quello, quell'altro. Io vado a dire quello che c'è stato fatto da un potere, da un regime. E non ci andrò. Poi mi dicono, sai, ti leggono tutti, ma non ti chiameranno mai. Quindi vuol dire che la commissione gioca, scherza. Al di là di questo, se a me mai mi chiamassero per un'ipotesi dell'irrealtà, io non è che vado là a fare discorsi, io vado là a fare questi due stralci del monologo. Io vado là col mio telefono, metto le musiche e poi prima leggo i messaggi loro, anche di loro, che ci dicevano devono essere torturati, sparati, rinchiusi, umiliati, schiacciati. Questi siete voi. E poi leggo quell'altra sezione, quelli che non ci sono più. Poi mi alzo, ringrazio e me ne vado. Basta questo. Allora, Max, della prossima tappa del tuo Schiavi in Tour parleremo anche settimana prossima e a ridosso anche della data, no? Il 14 hai detto, giusto? Il 14 15 è febbraio. una 15, domenica. 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino. Il 15 febbraio, che è Sì. domenica, ma ne riparleremo. Intanto, Max, visto che abbiamo questa mattina uno spazio più ridotto, a metà del solito, volevo toccare una questione tra le tante delle quali ti sei occupato in questi giorni, della quale si è parlato abbastanza poco, devo dire la verità, ma tu ci hai dedicato un pezzo sul sito di nicolaporro.it a proposito dell'occupazione proprio il Mm. giorno della memoria del liceo, il liceo Virgilio di Milano, che è stato occupato l'altra mattina Mm. dagli studenti con una serie di motivazioni contro le spese militari che tolgono risorse alla scuola, ci riprenderemo gli spazi, organizzeremo attività alternative, tutte queste belle cose. Tu Sì, è sostanzialmente dici, un'occupazione contro gli ecco, ebrei, è un'occupazione sostanzialmente antisemita, ci stavo arrivando, e tu e lo vai al dunque, dicono. tu vai al dunque dal Quello è tuo un punto. liceo dove c'è molto antisemitismo. Dal tuo punto di vista, questo qui è uno sfregio alla memoria, alla giornata della memoria, ed è Beh, un'occupazione l'hanno fatto proprio in quel giorno, contro gli ebrei. Perché scrivi e sostieni così? me lo dicono gli insegnanti che sono dentro, perché le ragioni sono quelle, perché stessi insegnanti anche di origine ebrea li hanno invitati a trattare, a moderare, a non eccedere, e loro hanno detto non ce ne frega niente. Qua. Era una cosa pretestuosa ed era contro gli ebrei. Non lo dico io, lo dicono quelli che sono lì. Ed è un'occupazione totalmente abusiva, senza nessun tipo di presupposto, di autorizzazione, e non gli interessava confrontarsi. Tu lo sai che parli con uno Mm. che ha molte riserve sull'operato di Israele, quindi non credo di poter essere tacciabile di preconcetto.
Questi però lo dicevano, cioè questi qua, e infatti poi chi c'era a incitare, mi hanno detto, c'era questo Notarianni, genero di Gino Strada, era già andato flottigliero, era già andato prima di Natale, sempre allo stesso liceo, dove studia suo figlio, eh? E mi hanno detto i professori che questi, sotto gli occhi della Digos, che ovviamente Sì. stava fermo, eccetera, andavano a incitare alla lotta, alla rivolta contro le logiche imperialiste, insomma, tutto il repertorio. Perché questo può fare quello che vuole lì? Perché chi lo protegge? Hanno anche detto, c'è tuo figlio che studia qui, sarebbe così decente evitare di venire proprio qui a incitare. No. Ecco, nel tuo articolo tu Anzi, racconti una testimonianza diretta raccolta da alcuni insegnanti, no? Una serie di beh racconti. sì. Cosa ti colpisce di questo in particolare? Non mi colpisce niente, nel senso che ormai non ci stupiamo più di niente. Mi fa sorridere il fatto che poi questo pezzo girando ha fatto casino, quindi dalla scuola, ha cominciato ad arrivare messaggi, hanno creduto di individuare quelli che mi hanno informato, scazzi interni, perché poi lì, sai, c'è un po' uno Mm. scaricabarile. La dirigenza mi risulta non fosse d'accordo, però ha detto, vabbè, allora Nel a tuo questo punto andiamo a articolo... scoprire le carte, Ah, ve ne assumete la responsabilità. La Digos non è intervenuta perché anche lì non si capisce bene il governo. Io infatti nel pezzo mi ecco, sono rivolto a Valditara. sì, appunto, ci stavo A arrivando, che no? gioco Però giocate adesso voi? ci arriviamo perché te gli fai una domanda al ministro Valditara, però nell'articolo citi anche appunto, il comunicato della presidenza Sì, del Virgilio, del liceo Virgilio, no? sì, 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 sì. Che è un comunicato nel quale praticamente si dice, beh, noi siamo qui e siamo impotenti. Esatto. Sono impotenti per voglia, volere volare, per voglia, per forza, però deve essere saltato l'audio. No, adesso ti sentiamo comunque, no, era stato solo un piccolo flash, un secondo. Io non ti sento più, quindi mi cambio le cuffiette, eh? Sì, allora, intanto io ti sento, noi ti sentiamo benissimo. Vediamo se Se tu adesso mi senti, funzionano queste due. noi ti stiamo sentendo benissimo. Tu mi senti adesso? Adesso ci siamo in corso, Ok, abbiamo fatto il perfetto. pit stop. Le Perfetto, cuffie. perfetto. No, stavo dicendo, trasuda da questo comunicato che tu citi nell'articolo della presidenza del liceo la totale impotenza, cioè noi siamo qui e questi fanno quello che vogliono, punto. Ditemi voi se questo è ammissibile. Io non è che mi stupisco, mi costerno, mi avvilisco, ma non mi stupisco. Evidentemente c'è poi tutta una trama di protezioni, per cui insomma, queste cose andrebbero anche risolte. Io poi, non so se è vero, ma vengo informato che lì dentro i resistenti, che fanno parte di un collettivo studentesco che non ha rappresentanza nell'istituto, Mm. quindi saranno anche, non so se abusivi, esterni o così, mi dicono che hanno portato dentro anche una bombola di gas con tutti i rischi del caso. Appunto, appunto. Non posso occuparmene io, però so se poi la Digos è intervenuta o meno, però questa cosa sempre di dire no, lasciamo perdere, facciamo le cose così, poi quello che succede succede e poi se ne assume le responsabilità, mi sembra un po' la Nino Frassica. Oggi è il 15 di aprile e me ne assumo le responsabilità. Però ecco, nessuno poi... Ecco, sì, un po' di scusa. la storia dell'occupazione contro il riarmo e il guerrafondai che sono al governo è una balla, è una copertura, Ma sono sostanzialmente. pretesti, cioè allora la cosa era a favore di Hamas, a favore contro gli ebrei, e non dico i sionisti, dico gli ebrei perché qui Mm. è contro gli ebrei, perché professori di origine ebrea gli hanno detto non rompete il cazzo, Mm. state zitti che è meglio, siete ebrei. Questa è una scuola, come tutte a Milano, come tutti i licei, ma questa è una scuola dove questa corrente qua, diciamo, di antisemitismo denunciata dai professori, non da me, io non ci sto, non è di adesso. Questa è una scuola dove mi risulta che si divertono a fare le stelle a 5 punte delle BR, niente, è una roba ridicola, goliardica. Il punto è che quelle stelle lì rimangono lì anche per settimane finché arriva un professore, una professoressa di sinistra peraltro e la Mm. cancella lei.
Però non bisogna cedere all'allarmismo, e qui tiro in ballo il ministro che tu citavi prima. No? La frase mi sembra sia sua. La frase è sua, l'ha detta quando un Maranza ha sgozzato, ha scannato un egiziano copto cristiano. Dice, no, non cediamo all'allarmismo. Infatti hanno annunciato il pacchetto sicurezza. Io non so in cosa consisterà questo pacchetto. Forse chiameranno Gali, ecco, come appunto, alle Olimpiadi. stavo dicendo, gli occupanti del occupanti del liceo Virgilio ce l'hanno anche contro il genocidio commesso da Israele, naturalmente. Sì. Stessa no, quello roba... in Iran no. No, quello non è un genocidio. Ma stessa cosa... 30.000 morti in 48 ore, quello è sacrosanto. Stessa Però cosa c'è genocidio in Palestina. Il rapper, il cantante Gali aveva battuto lo stesso tasto, no? Genocidio di Israele, eccetera. Ma io lui lo rispetto, lo rispetto no, perché soprattutto come artista non lo rispetto. Diciamo che prendo atto della sua coerenza. Lui ha idee palestinesi, filo Hamas, filo Palestina. Aveva messo un sostegno a un braccio destro di Annun. Lui quello è, e quello fa, e quello dice. Il problema è perché il governo chiama uno così. Non è lui, è il governo che chiama uno così all'inaugurazione delle Olimpiadi. Tu hai fatto notare quello che ha detto il ministro dello sport. Prima parlavi del ministro dell'istruzione, la sua, diciamo così, timidezza, la chiamiamo così, non so come chiamarla. Valditara, sono tutti dei Don Abbondio questi, Valditara, e dopodiché Schillaci, il ministro Abodi ha questo detto è un governo Don Abbondio, è inutile che la Meloni va in giro con la testa alta. Allora, però che sono? Gali chiamato alla Milano Cortina, qualcuno lì andrà a riferire, a raccontare. Ecco, ma qual è il nesso? Le cose sono così. Tu hai capito il nesso per cui Gali viene chiamato? Per me, ma evidentemente questo è stato spinto dal PD o dai 5 Stelle, il governo pronti. Cioè questi devono andare d'accordo con tutti. Ecco, il ministro dello sport Abodi ha detto che sì, certamente Gali a Milano Cortina, però non esprimerà il suo pensiero. Però non è... Perché se io fossi in Gali, abbiamo azzerato la dose. Abbiamo azzerato i rischi di libera interpretazione, perché la cerimonia è centrata sul rispetto e le scelte degli artisti non possono andare fuori dai binari. Se Gali sta zitto, a questo punto è un cialtrone. Io a questo punto Gali dico vai e fai un'intemerata per Hamas, perché tu sei questo e devi essere coerente. Non me la piglio con te, me la piglio col governo che prima ti chiama, poi ti dice fai il bravo. Cos'è sta presa in giro? Se Gali è un uomo, deve andare a dire quello che pensa. No, abbiamo chiarito i rischi dell'interpretazione. Questo è un governo che deve andare d'accordo con tutti e fa delle scelte che francamente nessuna persona normale capisce, cioè queste scelte si colgono nell'ottica di un consociativismo, di un garantirsi a vicenda, di non disturbarsi, per cui ci sono delle protezioni, delle sponsorizzazioni veramente strane. Cioè è il solito discorso per cui la Ilaria Salis viene graziata da quelli di Forza Italia. Questo è il discorso che continua. Quindi Gali, quindi il Maso Notarianni che va lì a concionare davanti a un liceo e nessuno dice niente, fermi tutti. E poi il ministro di turno che dice, no, andiamoci piano, vero, con gli allarmismi. Certo, ti ha sgozzato uno dalla testa ai coglioni, che vuoi che sia. Dopo, in 48 ore, 3 accoltellati. Questo qua però era un genio che aveva l'abisso dentro, lo sgozzatore. Aveva l'abisso dentro, sì. Questa bella cosa qui l'ha detta una professoressa, giusto? Come tu hai ricordato in un altro articolo sul Giornale d'Italia. Aveva l'abisso dentro, si capisce bene cosa sia sta abisso dentro. E il coltello fuori. Sì, era uno, dice no, ma anche lì, cioè questa cosa a non vedere, sta viltà, che sapevano tutti. Cioè, uno che va tutti i giorni a scuola con un coltello da 20 centimetri di lama e dice lo uso. Lo usa, poi ride sul cadavere della vittima, poi si mette a declamare il Corano, attenzione, questo non è un caso. Quello lì, la storia della fidanzatina, questo da islamico ha scannato un cristiano copto e poi ha declamato il Corano. Perché? Perché si marca il territorio.
perché si dice qui comandiamo noi. E questo è stato subito esaltato dalla comunità islamica. Hai fatto bene, hai applicato il Corano. Quindi la scuola non può voltarsi sempre dall'altra parte. Ma non è questione di allarmismo. Il messaggio è chiaro. Che c'entra l'allarmismo? Dovrebbe esserci allarmismo, perché c'è l'allarme. Il messaggio è chiaro e questi qua fanno quello che vogliono, la scuola non si sogna neanche, c'è abisso dentro, non è nessun abisso. La scuola non vuole intervenire, come per quell'altra faccenda di quel povero ragazzo Paolo, sì, quel 14enne diverso, sì. mendico, no? Torturato da una banda di bulli fino a che lui si è impiccato con una corda di chitarra, così, una fine orribile e anche drammatica, no? In senso proprio quasi romantica. La scuola è tutto lo scaricabarile, sono arrivati gli ispettori, hanno sospeso la dirigente e 2 insegnanti per 3 giorni da venerdì a lunedì. Cos'è sta presa in giro? Tu ci hai scritto un bellissimo articolo. Sta presa per il culo, ma lo sapevano tutti, al punto che sono i ragazzi stessi, i ragazzini, sai, sono giovani, sono qualunquisti, sono storditi, se ne fregano, pensano a Maria, pensano al Grande Fratello, pensano a Chiara Ferragni, pensano agli social. Beh, questa volta perfino loro hanno detto non lo accettiamo. Gli insegnanti, la scuola sapeva tutto. Si sono indignati loro. Allora, Max, purtroppo dobbiamo salutarci, abbiamo meno di un minuto, però io rimando proprio su questo punto che tu hai fatto notare benissimo al tuo bell'articolo sul Giornale d'Italia. Per chi fosse all'ascolto trova il link anche sul post in pagina Facebook. L'ultima cosa che ti chiedo, ma proprio sotto il minuto, sulla tua pagina Substack, substack.com, anche lì trovate il link sul nostro post, ti sei occupato anche della famosa vicenda Corona Mediaset. Non sto a farla lunga, vado al dunque, perché tu hai toccato un tasto che non tanti hanno sottolineato. Adesso lascia perdere Corona o non Corona, qui siamo di fronte alla fine di una TV che è già morta da 20 anni, come un pollo che corre ancora un po' dopo che gli hanno tagliato la testa, ma è morto, hai scritto tu. Un brevissimo commento su questo, perché tutti a dare intorno a Corona, eccetera, però la sostanza Corona è questa. Sembra un matto con quell'atteggiamento che ha, poi ci si chiede per chi lo fa, perché non lo fa. Sembra un matto nel suo... Però ha detto una cosa lucida, illuminante, cioè non è la caduta degli dèi che faccio io, ma è il cambiamento. Cioè lui ci sta dicendo, e lui queste cose sarà un delinquente, è un delinquente, però le cose le conosce, che un certo tipo di televisione è finita. Lui sta dando una spallata al vecchio, a certi vecchi demiurghi, non si capisce bene per conto di chi, ma sta dando una spallata perché la televisione sta cambiando, deve cambiare, e allora ogni rivoluzione costa sempre sangue, no? Corona sta diventando una specie di Garibaldi. Quello che ancora non affronta neanche lui non è tanto il metodo Signorini o il metodo De Filippi che lui dice, ma è la questione della trasversalità per televisione, per cui se tu cadi in disgrazia a Mediaset non entri in nessun'altra televisione. Se tu hai fortuna a Mediaset, poi dopo passi, ti danno un programma sulla Rai. Guarda, con nulla ossa di Mediaset su questo ci ritorniamo. E non dice niente. Su questo ecco ci che cosa non si dice. Perché lì. La trasversalità è un tema interessante, ma ne riparliamo sì, settimana prossima. È un discorso di potere. Settimana prossima ci soffermiamo di più su questo argomento, anzi ci soffermiamo. Intanto io ti ringrazio, grazie a Max Del Papa e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona mattina e buon pomeriggio a tutti.